Dedrime, anticipazione episodio 119. Jeanne e Sanem distrutti dal loro amore. Il ritorno di Jeanne allarma subito sia Mekibe che Nihat perché non vogliono nuovamente vedere Sanem star male, pertanto decidono di andare da Sanem. Nel momento dei saluti però Nihat chiede a Jeanne di potergli parlare per qualche minuto. Gli dice che lo hanno sempre amato come un figlio e gli fa presente che Sanem, dopo che lui l'ha lasciata, è stata in terapia in una clinica e gli chiede di starle lontano. Jeanne dice a Nihat che non vuole fare del male a Sanem, è lì per suo padre. Nihat ribadisce che deve starle lontano e poi se ne va e Jeanne appare molto provato. Nel frattempo Yuma informa Egit che Jeanne è tornato. Poco più tardi Sanem è in giardino e pensa. Arriva Egit e le dice che lui l'ha chiamata per tutto il giorno, ma lei non ha risposto. Lei gli dice che Jeanne è tornato, la sua barca è vicina alla costa, ma non è venuto per lei. Egit non vuole vederla di nuovo arrabbiata, le dice poi che è giunta un'offerta dalla Spagna, ma lei non se la sente di partire nuovamente. Nel frattempo arriva Jeanne e gli chiede se sia guarito. Prova nuovamente a chiedergli scusa, ma Egit ne è piuttosto irritato e gli ricorda che ha fatto del male a tutti. Sanem dice a Egit che vuole stare da sola. Intanto Aziz sta parlando con i suoi nuovi soci e afferma di essere lì per Jeanne, perché lui ha bisogno di un motivo per restare. Per il resto possono fare ciò che vogliono. Arriva Jeanne e chiede al padre come mai si sia alzato. Lui gli risponde che pensa al lavoro e chiede a Jeanne di aiutarlo. Sanem e la sua terapeuta intanto lavorano la terra e parlano di Jeanne. L'amica le chiede dove abbia trovato un uomo così bello, poi l'avverte che la sta guardando eppure Sanem comincia a guardarlo, addolcendo il suo sguardo. La terapeuta cerca di portarla in sé dicendo che sta sognando. Nel frattempo Egit e Yuma si incontrano e parlano tra loro. La donna gli rinfaccia di non aver concluso nulla in quell'anno che è mancato Jeanne. Egit è convinto che Sanem non lo lascerà mai. La donna gli ricorda che Jeanne se ne andrà, ma lei ha deciso di rimanere lì. Poco dopo arriva Sanem e porta ad Aziz delle creme fatte da lei. Anche Jeanne ne prende una e sente l'odore, mentre Aziz lo fa sentire anche a Mirre. Jeanne e Sanem si guardano emozionati. Arriva un'amica di Sanem e si scopre che la donna conosce Aziz. I due si appartano per parlare durante una passeggiata e di ritorno da essa la donna mette a corrente Sanem che Aziz è stato il suo primo amore. Più tardi i Divit si incontrano sulla barca di Jeanne. Aziz deve parlare con i suoi ragazzi. Confessa che quella donna è stata il suo primo amore, il suo unico amore. Jeanne gli chiede come mai non siano rimasti insieme. Aziz dice che a volte si prendono decisioni sbagliate, ma se ti liberi della persona che ami, qualcosa ti mancherà per tutta la vita. Intanto Sanem viene raggiunta da Egit. Sanem gli dice che non riesce a scrivere da quando Jeanne è tornato, la sua mente è vuota. Egit insiste affinché vadano a New York. Nel frattempo arriva Jeanne e ascolta parte della conversazione. Lei lo ringrazia per quanto ha fatto per lei, ma ama quel luogo e non vuole andarsene. Jeanne, che non ha sentito tutta la conversazione, è convinto che lei voglia andarsene. Ritorna alla barca e ci trova suo padre. Jeanne gli dice che presto partirà, sa che lo ha deluso e aggiunge che un giorno si farà perdonare. Aziz gli dice che non può costringerlo, ma che sarà con lui qualsiasi decisione prenda. Poi Jeanne va da Sanem e la trova che crea i suoi profumi. Le chiede se può averne uno e poi come mai non parli. Sanem risponde che non ci sono più parole rimaste dentro. Lui le dice nuovamente addio. Non trascorre molto tempo che Sanem corre verso il molo e vede Jeanne andare via. Piange e tira fuori dal vestito il ciondolo che ha appeso alla sua catena, ovvero l'anello di fidanzamento di Jeanne. Intanto Jeanne stringe tra le mani la bandana di Sanem, la odora ed entrambi pensano che l'altro lo abbia dimenticato. Dopo Jeanne legge ancora una parte del libro di Sanem e a un certo punto stacca qualcosa dalla centralina della barca e corre a lanciarlo in mare e sembra che si accorga che Sanem è sul molo. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!